Allora Antonio Dal Bello, il presidente Luca Zaia, allora una visita che fa sicuramente piacere. È un grande onore avere qui il nostro presidente, che è stato lui che ha fatto questa zona, il DOCG e il DOC è merito di questo nostro presidente, altrimenti noi eravamo a prendere pesci in giro per il mare. Oggi abbiamo una tutela, abbiamo una garanzia, abbiamo un nome, la barca va avanti e noi dovremo essere dei bravi piloti. Allora Presidente, ne è passato di tempo, però tante soddisfazioni, un'azienda come quella dell'amico Antonio, insomma, si viene a visitare sempre volentieri. Beh, guardi, direi proprio di sì, e poi mi permetto anche di dire un'altra cosa, che lui ha sempre creduto in questa professione e nell'opportunità che poteva dare appunto la viticoltura nella sua zona. Stiamo parlando dell'Asolo Prosecco di OCG e quindi l'aver coniugato questo binomio prodotto-territorio, quindi un grande vino, a un territorio che è unico, c'è patrimonio dell'umanità, per cui direi che è una grande intuizione e si meritano i risultati che hanno. Grazie al Presidente, allora è stato un piacere avere ospite il governatore Luca Zaia, intanto è partito il Presidente Zaia, ci ha raggiunto l'altra metà dell'azienda Dal Bello, Mario Dal Bello, che salutiamo assieme ad Antonio. Allora, un Vinitaly ricco di soddisfazioni. Un Vinitaly molto esaltante rispetto all'andamento che corre un po' dubbio. Tanta gente, tanto entusiasmo e anche attenzione sulla qualità. Allora Antonio, noi ci siamo incontrati anche al Provine, quindi si finisce una manifestazione, se ne inizia un'altra, non c'è tempo di rifiattare, grandi novità anche al Provine dove avevate uno stand particolare. La Provine avevamo una bella posizione per quello che riguarda il territorio Montello e Colli Asolani. Qui a Verona è la nostra casa e noi esponiamo qui una celebrazione che è la migliore occasione perché abbiamo avuto un bel riconoscimento col nostro millesimato Asolo di OCG superiore. Non poteva essere l'occasione migliore per festeggiare questi 5 anni del DOCG, per vedere quello che stiamo facendo, guardando il passato che abbiamo fatto e il futuro che è il nuovo prodotto che è il Celeber, che porterà ancora una qualità superiore alla nostra azienda e dà gradevolezza, qualità, salubrità e soprattutto rispetto della natura e per il prodotto alta classe. Allora Mario, un riconoscimento importante per la vostra azienda che premia gli sforzi che fate tutti i giorni sul campo. Certo, questo qui paga naturalmente il lavoro che si fa e adesso vediamo come si fa ancora meglio per andare avanti sempre meglio. Allora Antonio, lo citava proprio poco prima, sta arrivando un nuovo prodotto che va a festeggiare una ricorrenza, quello della prima vendemmia di OCG. Quali saranno le caratteristiche? Questo prodotto Celeber ha una caratteristica fondamentale, la gradevolezza, ha questo piacere di fruttato dove abbiamo il melo, in particolare questi fiori che compongono il melo, il sambuco e il glicine bianco, profumi, qualità e sapidità del prodotto, un salto di qualità, cercare sempre di migliorare quella che è la nostra produzione. Quando potremo assaggiarlo? A settembre ci sarà la presentazione, la stappatura della bottiglia e lì ci sarà un'occasione dove inviteremo tutti i nostri clienti che abbiamo in giro per l'Italia e all'estero, in tutto il mondo. Allora io l'appuntamento che voglio dare ai telespettatori da casa naturalmente è di andare a trovare l'azienda Dal Bello, ma e mi correggeranno se sbaglio Antonio e Mario, il 25 maggio c'è cantine aperte, allora dal mattino a sera una festa nel segno del vino. Cantine aperte è ormai un appuntamento tradizionale dove le persone possono avvicinarsi all'azienda, alle nostre produzioni, vedere i nostri vigneti e vedere come noi produciamo il vino. Vedi la qualità e assaggi il vino. Allora, grazie ad Antonio e Mario Dal Bello, buon lavoro, complimenti per i riconoscimenti avuti, rimanete con noi perché adesso Laura Ferrari ci farà scoprire altre novità qui al Vinitaly 2014.